Ed eccoci qua, cari telespettatori, come avevo preannunciato il momento con lo CGIL, in modo particolare abbiamo l'Inca della CGIL, Anna Maria Bilato, responsabile Inca CGIL del Veneto, ci supporta anche questa settimana. Grazie. Perché? Perché ci sono diverse situazioni di cui competenza in modo particolare l'Inca, il patronato dell'Inca. Allora cogliamo l'occasione per ribadire, visto che sono arrivate due telefonate da parte di persone che dicono ma che differenza c'è tra SPI e Inca, giustamente non hanno capito bene, spieghiamolo allora. Sì, il patronato, l'Inca, è in sostanza l'ente che all'interno della CGIL si occupa di tutela individuale, ma soprattutto è quel soggetto che è intermediario tra il cittadino, il lavoratore, il pensionato e la pubblica amministrazione e gli enti previdenziali. Lo SPI invece è il sindacato che appunto rappresenta dal punto di vista proprio sindacale la categoria di pensionati, perciò si occupa sì anche di tutela individuale, ma soprattutto di politiche legate al mondo degli quindi anziani. l'aspetto più politico, esatto. Poi invece l'aspetto operativo sostanzialmente, esatto. tutto quello che c'è da fare concretamente, le tantissime cose. Esatto. Ecco, infatti qua ribadisce nella slide di consultare il sito della CGIL della propria provincia per avere tutte le informazioni, per inoltrare le domande, insomma, per potersi muovere in qualche modo. Altrimenti al telefono, questo è importante, non recarsi presso le sedi e neanche presso le sedi dell'INPS come hanno fatto molti. Esatto. Perché lavoriamo da remoto, nel senso che siamo aperti ma con le porte chiuse, nel senso che siamo aperti all'utenza attraverso le mail e soprattutto le linee telefoniche. Perfetto, allora riprendiamo un po' il punto della situazione, l'indennità, questo è il primo aspetto. Che cosa possiamo dire? Ecco, l'indennità Covid, che è proprio la diciamo, quotidianità insomma, di questi ultimi giorni, è l'intervento che il governo ha fatto proprio per l'emergenza coronavirus ed è rivolta a una platea di lavoratori e di soggetti che sono questi lavoratori sia dipendenti che lavoratori autonomi. E nelle slide, non so se possiamo già mettere la prima slide, l'indennità Covid, 600 euro, non soggetta a imposizione fiscale. Esattamente, allora questa tipologia di indennità va ad intervenire appunto con questo contributo economico per il mese di marzo di 600 euro, attenderemo poi i futuri decreti perché si presume insomma, che ci siano interventi simili anche per il mese di aprile, perciò questo è un primo passo, che interviene appunto per determinate categorie di lavoratori, siano questi lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi. Nello specifico la slide che adesso vedete riguarda i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Viene riconosciuta questa indennità di 600 euro a quei lavoratori stagionali appunto del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 1 gennaio del 2019 al 17 marzo del 2020. È subordinato questa indennità al fatto che non siano pensionati ovviamente e che non siano titolari di un rapporto di lavoro al 17 marzo che è la data in cui è entrato in vigore il decreto legge. Ah, quindi senza rapporto di lavoro, perché altrimenti sarebbero in cassa integrazione in deroga, esattamente, giusto? Esattamente. La cosa interessante da dire rispetto a questa tipologia di indennità che riguarda questa categoria di lavoratori è che l'INPS nella circolare che ha emanato qualche giorno fa entra nel merito delle aziende e del settore specifico aziendale che deve avere attraverso l'identificazione dei codici Ateco, che sono dei codici che identificano appunto la categoria dell'azienda, ed è importante che gli interessati sappiano appunto che per poter avere questo indennizzo, questa indennità di 600 euro, devono essere appunto stati licenziati o comunque aver perso il posto di lavoro da un'azienda che rientra su questa tipologia. Ah, quindi rientra nelle proprie tipologie. Esatto, per fare proprio un esempio, giusto per capirci, rientrano in questi codici i villaggi turistici, gli ostelli, i rifugi di montagna, le colonie marine, gli alberghi, la ristorazione con somministrazione, alcuni esercizi simili tipo bar, pub, birrerie, gelaterie, pasticcerie, tutto quello che è quelle attività commerciali che in qualche modo diciamo, aziende che operano nel settore del turismo e del settore termale che appunto ahimè da questa emergenza probabilmente con difficoltà riprenderanno, di conseguenza i lavoratori avranno difficoltà nel poter riprendere la stagione
estiva. Questo è lavoro dipendente, alcuni hanno chiesto, perché ne avevamo parlato anche la volta scorsa, sì. ma coloro che sono assunti, che hanno la partita IVA, invece rientrano con le partite IVA? Rientrano con le partite IVA, esatto, e che quindi, poi sono le slide che andremo a vedere nella praticamente successiva. Quindi esatto. Questo appunto per quanto riguarda il settore turismo e gli stabilimenti termali con questo tipo di caratteristica. Sì. Rientrano poi anche i lavoratori dello spettacolo. Quindi vediamo la slide successiva. Esatto. I lavoratori dello spettacolo che devono avere almeno 30 giornate di contributi versati appunto nel fondo di lavoratori dello spettacolo. Non consecutive, 30 giornate, 30 giornate complessive, okay, sì, nell'anno 2019, e non devono avere avuto un reddito superiore ai 50.000 euro. E anche in questo caso non devono appunto essere pensionati ovviamente e non devono essere occupati alla data del 17 marzo, che è la data in cui è entrata in vigore il decreto. Questi lavoratori sono i lavoratori che versano la contribuzione nel fondo, nell'ex Empals, che è il fondo dedicato. Quindi sarebbe stata una specie di, non cassa separata, però insomma qualcosa di diverso. È subentrato nell'INPS, perché è un fondo praticamente che è stato assorbito dall'INPS, ma in qualche modo riguarda quella tipologia di... noi nella nostra regione abbiamo due realtà che sono particolarmente interessate da questo aspetto. Sono la provincia di Verona con l'Arena di Verona e Venezia con i teatri che sono presenti appunto. Quindi normalmente coloro che lavorano nei teatri, esattamente, in generale, anche nei grandi spettacoli, gli addetti, sì, anche gli addetti, esatto, comunque coloro che rientrano col fondo pensione dell'ex Empals, ora gestito dall'INPS, e che devono avere almeno queste 30 giornate di lavoro nel 2019. Altra tipologia di rapporto di lavoro subordinato sono i lavoratori in agricoltura. Devono essere... Allora vediamo la slide successiva, esatto, che parla appunto di questa categoria, che sono anche qui abbastanza, insomma. Sono molti, sì, sono molti, perché sono gli operai agricoli di fatto che lavorano a tempo determinato e che devono avere anche loro, per poter beneficiare di questi 600 euro, un minimo di 50 giornate di effettivo lavoro agricolo nell'anno 2019. Non devono anche loro essere pensionati, diversamente dagli altri possono essere anche occupati. Oggi non è necessario, diciamo, la non presenza di un'occupazione alla data del 17 marzo, perché proprio la tipologia di questa attività lavorativa è di per sé precaria, e perché vengono chiamati appunto a lavorare a giornate e di conseguenza l'indennità appunto può essere riconosciuta anche questa categoria di lavoratori. Perfetto. Sì, andiamo avanti, vediamo quelli successivi. Sì, se non c'è da aggiungere qualcosa relativamente a questa categoria. Questa categoria quindi... direi che di vedere quelle che riguardano invece il mondo della partite IVA, mettiamo lavoro autonomo, di fatto il lavoro parasubordinato, ecco, certo, mettiamola così, dove anche in questo caso l'indennità, sempre di 600 euro, viene riconosciuta ai liberi professionisti con partita IVA, che siano entrambi i casi devono essere iscritti alla gestione separata e per entrambi i casi devono essere alla data del 23 febbraio 2020 attivi con la partita IVA, e sono esclusi anche in questo caso i pensionati o chi ha altre forme di previdenza obbligatoria, nel senso che se c'è un lavoratore con partita IVA che ha anche un rapporto di lavoro subordinato con, facciamo l'esempio, un lavoratore part-time che ha anche una partita IVA pur avendo l'iscrizione alla gestione separata, in quel caso è un lavoratore escluso, perché appunto ha già un'assicurazione obbligatoria o comunque un rapporto di lavoro subordinato che in qualche modo lo garantisce rispetto delle entrate economiche dettate da quella retribuzione. E anche i collaboratori coordinati continuativi, sì, coloro che hanno i contratti di collaborazione coordinata continuativa, e anche in questo caso appunto la condizione è sempre quella di essere iscritti alla data del 23 febbraio 2020. Esiste poi la categoria dei lavoratori autonomi, che sono appunto gli artigiani, i commercianti e coltivatori diretti. Vediamo la slide successiva. Esatto, quindi. Ed è questa, dove appunto l'indennità sempre di 600 euro devono essere
ovviamente pensionati, perché il presupposto appunto è quello di non avere trattamento pensionistico, e di non essere appunto iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della gestione separata, perché per alcune tipologie, in particolar modo per i commercianti, è molto frequente appunto che esista anche la presenza della gestione separata. E quindi? E quindi appunto in questo caso possono chiedere, se hanno commerciante e gestione separata, la contribuzione, l'indennità Covid 2019 di 600 euro è comunque riconosciuta. Io farei un passaggio rispetto alle procedure sì, che come fare, come fare domanda, abbiamo ancora la slide come fare domanda. Esatto, esattamente, perché in questi giorni ci siamo trovati un po' tutti i cittadini da una parte, le organizzazioni sindacali, i patronati dall'altra, in grossissime difficoltà, perché appunto il portale dell'INPS ha avuto, si sa, insomma, dei notevoli problemi ed ha creato difficoltà non solo al cittadino ma anche ai patronati nell'inoltro delle domande. Questo ha fatto sì che il primo giorno ha creato un intasamento della procedura. Noi speriamo che il secondo idem, speriamo che appunto nelle prossime giornate la cosa perché lo sappiamo, non ci sono termini, non ci sono scadenze. Questo è importante, quindi sì, angosciarsi non vale la pena, assolutamente. Arrivare a mezzanotte, non so adesso perché poi non è chiaro, chiude a mezzanotte se non sbaglio. Sì, perché poi hanno, data la prima giornata che è stata praticamente di fatto il sistema non ha retto e hanno chiuso totalmente il portale dell'INPS. Perché dovete sapere che poi il portale dell'INPS è quel luogo in cui transitano non solo le indennità Covid, ma transitano tutto quello che è il mondo che riguarda il mondo del lavoro. Okay? Perciò anche un lavoratore che deve presentare una domanda di disoccupazione, che ha la stessa piena, voglio dire, dignità di un'indennità Covid-19, è impedito di inoltrare la richiesta, perché appunto se non si può accedere, non si può accedere né per l'indennità da 600 euro, ma tantomeno per le altre, così come per quanto riguarda i consulenti per le aziende che devono presentare le domande di cassa integrazione, sono impediti nel momento in cui non hanno l'accessibilità al sistema. Allora è importante che appunto ci sia una corretta informazione e che non ci sia questa rincorsa ad intasare il sistema dell'INPS, perché altrimenti non si crea solo, diciamo, l'ansia di chi poi deve fare la domanda, ma in realtà genera al sistema intero un problema non indifferente. Assolutamente, questo è molto importante. Ecco, per quanto riguarda l'accesso, bisogna avere il PIN, vero? Sì, allora per questa tipologia di domande, ma in generale comunque tutte le domande che riguardano le singole persone possono essere fatte o attraverso appunto il PIN personale, il singolo cittadino in possesso del PIN dispositivo da una parte. Per questa tipologia di istanza può essere anche un PIN semplificato, perché l'INPS proprio ha introdotto la possibilità di poterlo fare attraverso una procedura più semplice. E per poterlo richiedere bisogna mettersi in contatto con l'istituto attraverso le linee telefoniche dedicate, però da quello che mi è stato riferito dalla nostra utenza i tempi non sono poi così velocissimi. In alternativa, in alternativa ci sono gli enti di patronato che appunto hanno in questa fase avuto, dopo lo stop del primo giorno del 1° aprile, che appunto c'è stato il blocco totale, ci hanno riconosciuto per fortuna, insomma, la possibilità di poter operare in una fascia oraria. Quella della mattina fino alle 16. Dalle 8 alle 16 possiamo operare, però ahimè è comunque sovraccarica la linea, la piattaforma è veramente inchiodata, se si può dire questo termine, insomma è bloccata, e facciamo fatica anche, nonostante la nostra fascia oraria, ad inoltrare le domande, perché appunto ricordo che non abbiamo solo le domande di Covid, ma ci sono tantissime altre domande che devono essere presentate. In primis, in questi ultimi giorni, ahimè, abbiamo tantissime domande di disoccupazione. Perché noi stiamo vedendo che appunto tutti i contratti a tempo determinato, per i quali magari c'era anche la volontà di rinnovare i contratti, perché poi insomma l'economia all'inizio non è che andasse male all'inizio dell'anno, insomma, che poi in realtà si è bloccato il tutto dall'emergenza Covid, ha fatto sì che appunto quelle aziende che
in qualche modo si sono trovate in difficoltà, non sono stati in grado di rinnovare i contratti. Perciò ci troviamo a dover gestire anche tantissime, ripeto, richieste di disoccupazioni, che è la NASPI, si chiama NASPI, esatto, appunto, sì. che facciamo. E queste hanno difficoltà ad essere, cosa consigliate per queste qui? Beh, diciamo che la normativa, il decreto legge ha consentito di differire la decorrenza, perché la legge prevede che una domanda di disoccupazione debba essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Proprio in virtù dell'emergenza coronavirus e del fatto che le persone sono bloccate a casa e che non possono recarsi nelle sedi, certo, per poter, ed è comprensibile che poi anche attraverso un canale da remoto come stiamo lavorando noi comunque non riesci a rispondere, esatto, certo, a far fronte all'attività, hanno fatto sì che appunto nel decreto legge 68 ci sia il raddoppio del tempo utile per presentare la domanda, perciò non più 68 giorni ma 132 giorni. Almeno quella. Almeno quella. Il fatto però che da tenere in considerazione è che l'indennità economica decorre da quando si presenta la domanda, perciò il termine per poterla presentare l'abbiamo, diciamo, spostato in avanti in virtù di questa modifica introdotta dal decreto emergenza coronavirus. Però è bene che le persone sappiano che l'indennità economica decorre dall'8º giorno se la domanda viene presentata entro l'8º giorno. Se fatta successivamente all'8º giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, dal giorno successivo all'inoltro della domanda. Perché appunto uno si deve fare anche i calcoli rispetto a quando decorre, a quando parte, diciamo, certo, l'indennità, e quindi è importante saperlo, perché appunto poi... L'ultima cosa che però ci è stata chiesta: i servizi del patronato sono a pagamento? I servizi del patronato sono gratuiti, vengono chiesti in questa fase un contributo volontario alle persone attraverso anche la distanza, c'è un banner che noi lasciamo di pubblicità un po', insomma, per sostenere l'organizzazione. Ovviamente noi viviamo grazie a un contributo che viene dato dal Ministero del Lavoro per l'attività da finanziamento pubblico. Però l'attività da finanziamento pubblico che viene finanziata dal Ministero è circa qualcosa meno del 20% dell'attività complessiva che facciamo, perciò il nostro poter essere vicini ai lavoratori e alla cittadinanza è anche grazie a dei contributi che vengono raccolti dalle iscrizioni di chi aderisce alla nostra organizzazione, ma anche appunto dal contributo liberali che ognuno in base alla propria disponibilità se vuole lo può fare. Magari quelle che sono le partite IVA più piccole che non hanno il proprio commercialista, no, noi stiamo facendo tutta questa attività, esatto, possono rivolgersi assolutamente, non c'è nessuna, supporto. Noi siamo vicini ai lavoratori, ci teniamo, insomma, che questa cosa passi in maniera chiara, voglio dire, ecco, in questo momento assolutamente dobbiamo essere vicino a chi vogliamo rappresentare. Perfetto, siamo arrivati al termine anche questa volta, daremo ulteriori aggiornamenti se ci saranno, sarà il caso. Grazie naturalmente, buon lavoro. Grazie a voi cari telespettatori, vi lascio alla pubblicità, dopo la pubblicità continuiamo la nostra trasmissione con altre interviste insieme ai nostri esperti. A tra poco.